protocol della prima guida della gelateria del Gambero Rosso. Eccolo qua il gelatiere pasticcero d'onore, Eugenio Massari, from Brescia. Citato anche la presentazione dei premiati. Pierluigi. Buonasera a tutti, Serena Cristiani, Marketing Orion. Il mio compito stasera è di presentarvi protagonisti del mercato di riferimento. Si parla di successo con Franco Cesare Puglisi, giornalista, direttore di Editrade.it e conoscitore del mercato da sempre. Il maestro Massari, io dico pasticcere perché non ha bisogno di nessuna presentazione. Pierluigi Bocchini, presidente e amministratore delegato Orion. Buon lavoro. Grazie. Abbiamo un salotto su cui sederci. Voi avete le poltrone, io devo fare il guastafeste, lo scocciatore. Allora, intanto grazie di avermi invitato a questa chiacchierata, questo triangolo virtuoso. Abbiamo parlato oggi, si parlava anche di uomini, condomini, eccetera. A parte su come sta andando clamorosamente bene questa fiera, che è una conferma che c'è un settore in fermento che sta crescendo in maniera esponenziale. Io però, che di mestiere faccio il giornalista, sono andato a scovarmi in questi giorni una cosa che mi ha dato spunto per farvi questa intervista incrociata e che io voglio definire, passatemi un piccolo termine, un titolo, pillole di conoscenza. E vi spiego una cosa, in realtà la mia cosa in un minuto e poi vi comincio a fare domande. Un recente sondaggio di un istituto di ricerca nazionale è andato ad intervistare e a chiedere ai consumatori le ragioni di un mancato acquisto. Intervistavano i consumatori che uscivano dai negozi, che fossero negozi di borse, ristoranti, salmerie, quello che c'era, a manifolte, e l'istituto che ha fatto la ricerca domandava ai mercati per quale motivo erano usciti a manifolte. Allora, è risultato che nel 57% dei casi non vi era una reale propensione all'acquisto. Molti rispondevano sono entrato per curiosare, per una motivo, ma nel 43% dei casi, che è una percentuale altissima, la motivazione che veniva data ai sondaggisti era: abbiamo trovato delle carenze o attribuibili al punto vendita o attribuibili al personale che accoglieva il cliente. È una percentuale virtuosamente alta. Vi dico anche dell'istituto di ricerca e la Findomesti, che è molto collaborativo. Ho chiesto a loro di potermi dare una raccolta di motivazioni da qui e hanno riassunto delle principali, erano condensate in 7 motivazioni. Io su queste 7 motivazioni, avendo qui, mi permetto di dire il più grande pasticcere che abbiamo e mi permetto di chiedervi un gigantesco applauso alla storia della pasticceria italiana. Abbiamo qui un grandissimo imprenditore che è Pierluigi Bocchini, che ha creato tutto questo. Di nuovo vi chiedo un applausone per questo meraviglioso giovane imprenditore. Ecco, io ho pensato che oggi la tematica attuale era perché pillole di conoscenza. Io vi butto lì adesso questi quesiti, cosa ha detto il consumatore e come voi, l'imprenditore che ha il negozio in centro, l'imprenditore che deve pensare come rendere il negozio sempre più funzionale, bello, esteticamente che sé, può rispondere all'operatore che deve stare molto attento perché la percentuale della scorrettezza rischia di essere pesantissima. Cominciamo con Maestro Massari, a cui do il primo microfono. Vi giro, la prima motivazione che hanno dato i consumatori soddisfatti: eccessivo affollamento, non ho tempo da perdere. Cosa si può fare in questo caso?
produzione non riesce a seguire. Però sono dei casi rari e non è la normalità. Quando un negozio è pieno, nella normalità delle cose è a conferma del successo o l'inizio dell'insuccesso. Grazie questo concetto, spiegacelo un po' giù. È molto semplice. Tra avere poco da fare e il tanto da fare, e il risultato è scomparire dal mercato. Perché quando la richiesta è eccessiva, la gente è malcontenta e il passaparola aumenta e dal tanto che devi fare, farai più niente. Perché non c'è un metodo di controllo. Il metodo di controllo si può fare aumentando i prezzi. Aumentando i prezzi, il prezzo è l'arbitro del successo